Caterina Montalbano, la direzione artistica di questo spettacolo San Calò Mane Carusi, che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ha una nuova location e una nuova programmazione musicale di questa sera. Ecco, questa idea, questa miscellanea di attori questa sera, cosa ci proporrete? Allora, in realtà è più o meno la stessa formula dell'anno scorso, ovviamente è un format diverso adattato alla piazza, per cui daremo più spazio alla musica, agli artisti che suoneranno, ma comunque non mancheranno gli interventi teatrali, la prosa, la poesia, e ci sarà un po' di tutto. Sono contenta perché evidentemente l'esperimento è andato bene un anno fa. Ecco, ci anticipi qualche esibizione? Veramente vorrei non spoilerare nulla, ma tanto oramai siamo qua e allora iniziamo da Giovanni Moscato. Ci sarà la band con i grandi musicisti Sciacca, San Filippo, Pontillo e Vasile con la voce di Peppe Sciortino. Ci saranno gli attori del Piccolo Teatro, Marcella Lattuca, Paolo Di Noto, Rosa Maria Montalbano e Anna Grazia Montalbano. Ci sarà Margherita Truppiano questa sera in una nuova veste, ci sarà Andrea Donzelle, il nostro tenore, e Francesco Buzzurro, Salvatore Nocera Bracco, e io poi non li voglio nominare perché poi magari rischio di dimenticare qualcuno, e comunque la conclusione sarà sempre con i Tammura di Girgenti di Biagio Licata. La manifestazione è inserita in quella di San Calogero? Sì, la manifestazione è inserita in quelle di San Calogero, organizzate quest'anno dal Comune di Agrigento, dalla Fondazione di Agrigento Capitale della Cultura, dal Parco Archeologico e dalla Regione Siciliana, e il contributo notevole dell'Associazione Portatori di San Calogero di Totò Moscato e dei Tammura di Girgenti di Biagio Licata. Sì, questa sera siamo qui in Piazza Marconi con un altro evento collaterale, festeggiamenti in onore del santo più amato e la festa più attesa dagli agrigentini, la festa di San Calogero, che quest'anno si ritrova in piazza anche con degli eventi collaterali come quello di questa sera, San Calò Mane Carusi, una pista teatrale, uno spettacolo teatrale, musicale e di arte in genere che coinvolge tanti artisti, tante realtà agrigentine che esaltano, ecco, che entrano nei meandri della festa di San Calogero, quindi uno spettacolo da gustare e vedere fino alla fine. Poi gli eventi continuano, comunque non dimentichiamo quello che già la scorsa settimana c'è stato, il Venera Villa, lo spettacolo dell'Analfino, poi domani ancora una serata in piazza con teatro, sabato animazione, insomma uno street food organizzato anche dalla GEA Comunicazione, che comunque allieta anche questi momenti, una bella festa che fa anche mettere in giro la città, quindi che si trova a festeggiare in un clima, diciamo, di serenità, in un clima di festa. Maestro Buzzurro, questa sera qui all'evento San Calò Mane Carusi, cosa ci farei sentire? Guarda, questa sera sarà una serata particolare per me, perché intanto già durante le prove mi sono divertito a interagire con i Tammurinara, perché loro suonavano, io appresso suonavo insieme a loro, quindi è stata una cosa divertentissima. Stasera penso che farò un repertorio abbastanza variegato, anche suonando i Beatles, suonando i classici del rock in versione acustica sulla sola chitarra, un omaggio alla città di Agrigento, insomma ci sarà un po' di tutto il mio vissuto musicale questa sera. Poi sai, suonare a casa quando capita è un'emozione molto molto particolare. Poi per San Calogero io penso che è difficile trovare degli agrigentini che non siano devoti al nostro caro Santo Nero, che poi incarna l'accoglienza, lo spirito del rispetto verso l'altro, verso l'alterità, per cui ben vengano serate come queste. O Calogero, padre dal cuore ripieno di Dio, tu, soccorrendo sempre coloro che fanno ricorso a te, ti sei guadagnato giustamente il titolo di imitatore di Abramo. Tu possedesti la fortezza di Giobbe nei travagli ed emulasti realmente la mitezza di Davide. Tu conducesti sulla terra una vita angelica e perciò conseguisti la beatitudine suprema. Oh Santo Padre Calogero, tu ti ritirasti in una spelonca per amore della vera vita, non avendo nessuna paura degli assalti del nemico sferrati con percosse e vani strepiti. Oh Santo, ma tu li respingesti con le tue preghiere, o anima forte, dimorante nella solitudine.
Per questo motivo noi oggi tutti ti celebriamo. Essendo scoppiata nel territorio di Calcedonia la persecuzione suggerita dall'empia depravazione, il gerarca Gregorio raccolse i servi della Santa Trinità, fra i quali il nostro Calogero. Saliti su una nave, fuggirono di nascosto verso un'isola, non per sfuggire ai patimenti, non sia mai, ma per annunciare a tutti la potenza della Trinità. Essi sbarcarono insieme a Lilibeo e si separarono per mettersi a predicare. Avendo tu lasciato la terra patria di Calcedonia, dopo esserti adoperato contro il funesto culto senza legge, ti fermasti in Sicilia, salisti sul monte della contemplazione e dell'azione con saggezza, oh Beatissimo, e quindi continui a risplendere come il sole in Sicilia con i raggi dei miracoli. Perciò noi oggi, celebrando la tua memoria luminosa, inneggiamo a te con fede, o Calogero, dal cuore ripieno di Dio. La tua fama si diffuse per tutta la terra, o Calogero, mirabile in tutto.